Sì, buonasera. Nel complesso le cose non vanno male perché il totale dei nuovi decessi nelle ultime 24 ore è di 145, dunque un dato in calo rispetto ai giorni passati, e anche i nuovi casi, le nuove diagnosi sono in tutto 675, anche qui il dato è in calo, è un calo reale perché anche i tamponi sono stati molti e dunque il rapporto fra positivi e tamponi rimane molto basso. Addirittura in Italia si sono raggiunti in totale 3 milioni di tamponi per quasi 2 milioni di persone. I guariti continuano ad aumentare, 2.366, e poi continuano a calare invece i malati, a svuotarsi gli ospedali e le terapie intensive. Delle 3 regioni su cui ieri il Ministero della Salute aveva puntato gli occhi, una ne abbiamo parlato, la Lombardia, le altre sono il Molise e l'Umbria. In Molise c'è stato un nuovo caso, in Umbria 2. Poi buone notizie arrivano anche dalle Marche, con 0 decessi per la prima volta, dal Piemonte, dove i nuovi casi sono calati ampiamente sotto le 100 unità, ma un monito arriva dal Lazio, dove ci sono più casi di ieri, 18 casi in più, segnala l'ASL 1 di Roma, derivano da un'unica imprudenza, un funerale celebrato evidentemente senza la necessaria prudenza, quella prudenza che predica il Comitato Tecnico Scientifico, che dice: adesso vediamo i risultati di quello che abbiamo fatto fino a 15 giorni fa, fra 15 giorni vedremo i risultati di quello che facciamo adesso. Sentiamo Luca Richeldi, pneumologo e membro appunto del Comitato Tecnico Scientifico.